Benvenuti ad una nuova puntata di X-Lab Podcast, il podcast che nessuno ha chiesto, ma di cui tutti avete bisogno. Qui con noi oggi abbiamo una content creator, giusto detto, giusto? Sì. Abbiamo qui direttamente dalla provincia di Venezia, abbiamo Andrea Celeste. Dopo la sigla. Ed eccoci qui con Andrea Celeste, tutto bene? Qua che sarai applausi finti in realtà. Tutto bene. Bene, dai. Allora, di solito in queste interviste parliamo un attimo di te, di come sei nata. Aspetta, sto microfono, sono in duro, porca miseria. Eccolo, eccoci qua. Ah no, perché c'era. Per la prima volta siamo in trasferta. Poi non so se sto qua sarà il primo video in trasferta, ma effettivamente è il primo che giro fuori casa. E praticamente niente, noi iniziamo, te sei una ragazza giovane comunque, solitamente io Ho chiedo 26 anni. ciò, portati benissimo, non si chiede l'età di signora, vabbè, dopo qua a casa mai tagliamo. E, niente, un attimo il tuo passato, la tua infanzia, quando nasci, in che contesto? Allora, io nasco in un contesto familiare che è un po', diciamo, difficile perché non sono mai andata d'accordo con mio fratello Ah, e poche volte con mia sorella. E perché ho avuto da siete in tre, piccola. quindi aspetta, te Sì, sei la più siamo in tre. piccola? Sì, io sono la più piccola della Ah, famiglia. ok, E perché io da piccola ho avuto un ritardo mentale, ah, infatti ho dovuto rifare la prima elementare e essendo che ho avuto questo problema me l'hanno sempre fatto, diciamo, notare e pesare rispetto a magari dei fratelli che capiscono la situazione, danno una mano, non ho avuto un appoggio sincero da fratello e sorella, diciamo. ok. E aspetta, tu, quanta differenza di età avete tra i tuoi fratelli e Due sorelle? anni. Ah, due, quindi quando Mia te avevi sorella ha 30 anni, mio fratello 28 e io 26. Ok, 27 sto ok, anno. ok, sì, sì, quindi comunque abbastanza là con l'età, insomma, abbastanza simili. Esatto. Ok. E quindi cioè, tu hai questi problemi già dalle elementari, quindi... Sì, poi ho avuto bullismo per tutti i 3 anni delle medie, anche alle elementari, perché ho avuto un bullo che mi picchiava. Bene, dai, insomma. Sì, ho avuto un bullo che mi picchiava e quando mi ha mandata a parlare con la preside ha detto che non si poteva fare niente perché il ragazzo aveva problemi, in realtà avevano solo paura di lui, quindi lo tenevano buono. Ah, ok. Quindi insomma hai avuto un'infanzia un po' travagliata. Ma Sì, quindi sia diciamo. a casa che fuori casa? Cioè anche fuori dal contesto, sì, casa, insomma. Sì, esatto, anche nel contesto fuori casa, anche tra varie amicizie che ho avuto, che ti posso dire che alcuni amici di mio fratello mi hanno fatto da fratello maggiore, perché tanti mi Ah, difendevano. amici di tuo fratello? Sì, Ok. mi hanno preso sotto la sua ala da piccola, mi hanno insegnato tante cose che io adesso sto mettendo in pratica grazie anche ai loro consigli, e tra il quale c'ho un nome tatuato. Ah. Vabbè. Vogliamo farlo vedere ai nostri telespettatori? Se è in parte che si può No, vedere? vabbè, no, Ah non no. è in parte che si può Ah vedere, vabbè, dai, allora quindi. possiamo solo immaginare. Solo che diciamo che lui è stato fondamentale perché mi ha insegnato tante cose, tra cui anche a crescere, perché tra varie lotte che abbiamo avuto, ora non siamo più amici perché ognuno ha la sua strada, ognuno, diciamo, ha la sua vita, anche perché Mhm. poi lui ha avuto contrasti con mio fratello perché era il suo migliore amico. E le strade si sono divise, però io le ho fatto una promessa che rimarrà sempre quella. Cioè, Vogliamo... lui da piccolo c'è mm. stato. Ok, quindi tu hai questo... Cosa? ah? Cosa hai detto? Non ho No, capito. no, dicevo che è cambiato un po' la luce di scena, ma siamo Sì. sempre qui. E Sì. teniamo anche la vecchia perché è venuta fuori bene, non sto a tagliare. Sì. Comunque tu... Comunque ho tenuto a specificarlo perché ho avuto tanti persone al di fuori che pensavano molto, essendo che è un nome tatuato, ok? Hanno sempre la cosiddetta, dicono, ma è un tuo ex, ma è uno, io invece devo sempre stare là a Sì, sì, puntualizzare. sì, sì.
deve sempre là stare a puntualizzare appunto che non è così e tante volte si fanno i filmini da soli, cioè, Ma capito? quindi ti sei Quindi fatto un tatuaggio che avevi quanti anni? 18 anni ho fatto la sua iniziale Ah, ma con quindi sì, la sì. farfalla. Ok, ma La quindi farf- sì, l'hai conosciuto molto presto e sei rimasto allora, cioè sei rimasto in aspetta perché rapporti da tanti anni con questo ragazzo qua. allora, diciamo che anni fa eravamo proprio come fratello e sorella. Mhm. E lui è stato uno degli amici di mio fratello in cui mi ha aiutato e, tra virgolette, quando sentiva parlare male di me, come parlava male di me, mio fratello, lui lo zittiva. Cercava sempre comunque anche di cambiare discorso se mio fratello mi prendeva, parlava male di me in giro. E poi ci sono stati contrasti, cose capite male che ovviamente ha portato in strade diverse. Io sono felice perché vedo che è felice, cioè nel senso ha la sua vita, sua amorosa e quindi Beh, comunque se è ti ha una bella cosa. cresciuto, sì, insomma, è importante quello, se ti ha fatto fare una crescita Sì. tua personale, Sì, insomma. sì, 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 tanto anche perché mi ha insegnato tante cose, mi ha insegnato, diciamo, a come si dice, a prenderle ma anche a ridarle, come si dice? Sì, ti ha fatto crescere, insomma, in tutti i Esatto, sì, 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 sensi. sì. Ok. E, Poi tu lo conosci praticamente alle medie, vabbè, ci resti in contatto, poi nel passaggio dalle medie alle superiori invece ti è cambiata un po' la vita in meglio, in quel senso di bullismo, alle roba. medie, No, no, dico, dopo le medie, hai avuto del bullismo praticamente dalla terza elementare, giusto alla terza media, più o meno quella fascia dalla là. prima Ah, elementare proprio fino dalla alla prima, ah, proprio terza da media e poi subito. alle superiori. Sempre per sto ritardo praticamente. No, alle superiori perché dicevano che ero anoressica, ero tanto magra, però Ah, la mia magrezza è tenuta dalla Costituzione, non certo. perché sono anoressica. Ho avuto problemi con me stessa perché mi vedevo, cioè ho avuto un periodo in cui avevo gli umori sballati e io mi vedevo grassa e stavo Mhm. andando tra virgolette in anoressia, però non sono riuscita ad andarci perché sono andata da un psicologo. Ho detto io proprio a mia mamma ho bisogno di andare da un psicologo e sono andata da un Questo a psicologo e periodo mi medie, hanno... quindi adolescenza, No, insomma. Ah, dopo dopo? le superiori. Ah, dopo le superiori, ok. Ma e Sono quindi stata, nella fascia, cioè tu finisci le medie e poi cosa vai a fare? sono andata a fare un anno di alberghiero Ok. e lì, ti ho detto, lì ho avuto bullismo perché Ah, anche là, dicevano... anche le superiori quindi. Eh sì, anche alle Ah, ok. superiori perché dicevano che ero Ah, anoressica ok. e infatti c'avevo le professoresse che sai che quando fai alberghiero devi fare da mangiare per le Sì, classi e loro mi riempivano diciamo il mangiare e ero ancora più odiata dai compagni per questo. Però comunque ho avuto anche amicizie che poi ci siamo divise, però comunque ci sono state amicizie. ok. Tu hai fatto solo la prima là, quindi, giusto? Hai detto, ho fatto un alberghiere, hai fatto Ho una... fatto la prima superiore lì, Mhm. poi ho fatto la seconda superiore a sociosanitario Ok, e poi completamente lasciato scuola. ok. L'ho Ma anche lasciata cambiando... perché ho avuto problemi in casa, i miei si stavano diciamo Sì, separando sì, sì, sì. e non c'era un buon clima, io poi svenivo in classe Ok. perché Ma anche nel mangiavo passaggio poco. della seconda scuola superiore anche lei ha avuto problemi di bullismo, quindi... O no? Quando sei andata a fare l'OS, anche là. Sì. Disastro, insomma. Perché ero una bambina che era molto timida. Mm, Io non parlavo mai, infatti a sì. scuola mi portavo o le cuffie Mm. durante l'intervallo o i libri e leggevo. Ma non ero una bambina che riusciva ancora a comprendere com'era il mondo, cioè non riuscivo a parlare con i miei coetanei. Sì, sì. Eri tanto chiusa? E sì, tanto, E quindi quello tantissimo là ti chiuse, quindi mi portava ha a portato essere a... i bambini su malefici, soprattutto a quell'età. Sì, sono tanto cattivi i bambini. E quindi ho capito. Quindi non è stato facile, però poi, diciamo tra virgolette, la sono calata. Ok, quindi passi questo anno in superiori poi ai problemi a casa e nel periodo da quando finisci quindi le tue superiori, dopo invece che Cosa ho trascorso... fatto? esatto.
Allora, sono andata a fare un corso di make-up con una mia migliore amica Mhm. che ho conosciuto là, Fatalità, e dopo il corso di make-up sono andata a lavorare. Ok. Quindi ho fatto esperienza come cameriera, diciamo perché ho lavorato su una trattoria, lì disastro. Avevi lavorato anche alla Disa- Coop, può essere, per un periodo? sì, ho fatto un po' troppi lavori. Ho Sì. lavorato Coop, Panorama, Primark. Anche Primark, sì. Sì, Ma dove sono tutte quante le casse là? sì, Ma va? ma ero in cassa e anche nel smistamento, È un come si delirio là in dice. cassa. Cioè, sono tanto via vai, soprattutto all'inizio appena aperto. Sì, e posso dire anche che non sono tutelate Vabbè, le questo, cassiere. questo è un altro discorso, insomma. Esatto. Quindi hai fatto un po' Ehm, di lavoretti nel frattempo, insomma, ok. E poi com'è che ti è venuto a fare i tuoi primi contenuti? Diciamo, ecco, parliamo allora, un attimo, cioè tu vabbè, hai iniziato a fare questi contenuti, non so neanche i primissimi cosa facevi, no, i sinceramente. primissimi mi sa che erano solo musical, cioè tipo quelli là con la musichetta sottofondo. Ok, però anche là non hai avuto paura, avendo avuto un trascorso dove praticamente eri bullizzata, a fare i tuoi primi video non ti sentivi come, Madonna, ho paura di essere giudicata, no? Certo, E com'è che hai superato quella però fase? l'ho superato perché diciamo che prima di superare quello ho superato la mia timidezza. Perché Ah, essendo che ero molto, una bambina molto chiusa? chiusa, ero molto timida. Io infatti non riuscivo anche con i ragazzi ad approcciare perché ero molto timida. Ma pian piano poi diciamo che il lavoro ti cambia. Ah, quindi grazie al lavoro hai superato la timidezza. Grazie al lavoro, anche se all'inizio ho avuto una paura ad andare al lavoro, mi sono presa un sacco di parole e tutto il resto, ma poi Ci sta. ho imparato a non essere più timida. Qual è stato il lavoro che ti ha portato a cambiare, diciamo? Primark, Sul serio? Ma sì. va? Primark è stato il lavoro che mi ha cambiato proprio, mi ha fatto una crescita dentro di me, diciamo. Perché cosa ha di particolare? È perché sei più a contatto con la gente Ah, quindi ti e viene a parlare di più? quindi sì, esatto. Ah, Sei ecco. sempre, e poi conosci gente, cioè c'è sempre gente nuova, Sì, sì, quasi quindi costretta a parlare con la gente, quindi... sì, e devi essere anche gentile e buona, anche se c'è gente Beh, ma maleducata. anche la cameriera comunque, se hai rapporto col cliente, devi parlare, no? Sì, però io come cameriera, che ho provato due esperienze in trattoria, non mi sono trovata bene, infatti ho proprio cambiato, sono passata da cassiera Mm, e ho visto che cassiera mi piace di più che cameriera a me. mhm, ok. Quindi, però diciamo che il lavoro che proprio mi ha cambiato, mi ha fatto dire di superare questa timidezza è stato proprio Primark. Ho capito. Quindi Ok, e quindi dopo cioè, ti sei messa a fare questi video qua perché comunque eri già più aperta, diciamo. quando ho iniziato veramente a fare contenuti seri, ok, penso che sia stato quest'anno, che ho Beh, ma preso in anche i primi mano comunque, un cioè mettersi progetto. là dal nulla a fare dei video che magari sei stata bullizzata fino all'altro ieri, che ti senti Sì. giudicata, eccetera, non è stato facile secondo No, me. no, no, non è stato facile, però a me io facevo i video più che altro per sfogo, infatti, Mm. anche perché non venivo ascoltata e quindi cercavo una via di Ah, sfogo e ho preso TikTok come via di sfogo praticamente. sì, sì, dici magari là mi ascoltano. Esatto, Ok. praticamente. Sì, 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 ci sta. Però infatti a me non mi interessava i like o i seguiti, a me interessava sfogarmi perché essendo che non parlavo, mi tenevo tante cose dentro, TikTok l'ho preso come sfogo, diciamo. Ho capito. E quindi i tuoi primi video sono video abbastanza semplici, ho visto, no? Dove magari condividevi anche situazioni tue, oppure magari qualche balletto, qualche... Sì, no? esatto. Ok. E poi ho iniziato a fare qualche contenuto, Madonna, se la tua, però vabbè, tesoro, perché siamo in Questo... trasferta con sto computer Ok. che vabbè ha una storia molto Eh. antica. E insomma, I veri contenuti li ho iniziati a fare quando ho avuto un crollo con me stessa. un altro crollo quindi. Sì, è stato 2 anni fa, ho avuto un crollo con me stessa quando mi sono lasciata col mio ex e non mi sentivo più bella. Ok, Cioè, aspetta un attimo, quindi ok, superiori, cameriera, Primark,
E sto tipo qua Sì, quando è che sì, esce? nel 2021. Ok, adesso siamo al E ci 2025. siamo lasciati nel 2022, penso. Ok, E penso. vabbè, non mi ricordo adesso le date di Sì, 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 preciso. ok, Vabbè, ok. comunque, dopo essermi lasciata con lui, ho avuto un crollo perché non mi vedevo più bella io. Pensavo di avere dei difetti, pensavo di non piacere io, di avere qualcosa io di sbagliato. E ho incominciato infatti a mangiare poco, non uscivo più Mhm. e mi trascuravo, cioè stavo in divano per A parte che ore, c'era cioè il nel Covid quel senso periodo non là, quindi ero... alla fine non è che comunque si usciva tanto. 2021, 2022 scusa, No, no? nel 2022 ci siamo... E quando è finito il Covid? No, scusa. Eh sì, quando è finito Quando il è finito il Covid, Covid ti ha lasciato. all'incirca, sì, quando è Ah, finito il ok, quindi Covid. quando si poteva uscire praticamente te, sì, Sì, insomma. anche perché non era resa facile, perché poi, vabbè, sai, i social, vedi tutto. Ah, ok, quindi Quindi vedevi con ragazze più belle, le vedevi vestite bene, e io ero praticamente crollata, cioè non mi sentivo più di essere abbastanza, diciamo, di non essere, di essere io quella sbagliata in tutto. ok. Poi ho fatto un esame di coscienza, Mm. ok, mi sono detta che dovevo tirarmi su perché cioè, nessuno lo fa se tu non lo fai per primo. Aspetta, ma avevi detto che avevi preso, eri andata dallo psicologo, sta roba qua prima comunque? O è stato sto periodo qua, quindi? Prima mi fai che Aspetta. hai voluto andare dallo psicologo perché avevi Allora, avuto... fai conto che io dal psicologo ci vado da quando sono piccola. Ah, ok, quindi E sì. quindi non so spiegarti che No, no, cioè, no, mi stai pensavo dicendo. No, io fosse... ci vado da quando sono piccola, Ok, appunto hai perché ti dico, avuto sti mia problemi. mamma vedeva che ero molto chiusa e quindi mi cercava di mandare dal psicologo per cercare di, Da capire, sì, di insomma. capire cosa avevo. E però ti dico, quando ho avuto sto crollo, sono ritornata, però non è stata la psicologa ad aiutarmi, perché poi lì c'è stato tutto un periodo di riflessione che è partito da me, mi sono rialzata perché ho detto va bene se non piaccio a quella persona là, non è detto che sono sbagliata io, anche perché poi ho visto di dare più io, invece in cambio ricevevo sempre Sì. delusioni Mhm. e ho detto adesso devo prendere in mano la mia vita, cioè non posso più pensare ad altre persone. Quindi, e in più tra l'altro ho avuto la stangata anche della mia ex migliore amica che mi ha stangato uguale identica nel periodo stesso e quindi ho detto adesso devo pensare a me stessa, non devo più pensare agli altri. Ok, quindi diciamo che anche se sto tuo ex ti ha lasciato, ti ha dato anche lui un insegnamento e la forza Ma magari di... lui è stato, anche lui è una parte fondamentale della vita, perché lui mi ha proprio insegnato a crescere. Ecco, mi piace sta roba che... Nonostante le litigate, sai, quelle che si fanno tra ex, Sì, robe sì, così, sì, sì. lui è stato fondamentale perché mi ha aiutato a veramente a crescere, perché mi ha sempre insegnato che non devo mai mollare se voglio qualcosa, cioè se ho un obiettivo non devo mai mollare. Mhm. Mi ha insegnato che non dovevo ascoltare la gente di quello che dice di me. Sì, sì, sì. Quindi, vedi, infine, io dico così, ogni persona ti insegna qualcosa. Sì, è bello È comunque nel tuo da... Sì. cammino per insegnarti sempre qualcosa. Dal negativo riesci a trovarsi il positivo, insomma, in queste situazioni qua, ecco. Esatto, anche perché lui è uno con cui anche mi ha difeso, è andato contro mio fratello, cioè, nel Mhm. senso, Ma i rapporti con tua sorella e tuo fratello sono cambiati negli anni o più o meno siamo sempre là? con mio fratello, adesso che c'è sua amorosa, sono cambiati, ma perché grazie a sua amorosa? Perché sua amorosa gli Che ha tira e recce, insegnato, sì, insomma. praticamente sì, lo tiene in riga, Sì, è sì, lei sì, che lo sì. tiene in riga. Con mia sorella, sì, dai, posso dire rispetto agli anni passati che sono cambiate le cose. Bene, dai, insomma. Quindi diciamo che adesso stai vivendo un periodo abbastanza buono, Sì, 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 confronto sì, a sì, quelle sì, prima. rispetto a anni fa sì, ma ti dico anche perché anni fa io non riuscivo a gestire le mie emozioni, quindi Mm, se non riesci a gestire le emozioni
è un disastro. Anche nelle relazioni, nelle amicizie è un disastro se non sai contenere, diciamo, le emozioni. Certo. Ma è quindi anche da qua che hai iniziato a fare qualche contenuto aiutando anche delle altre persone che magari potevano Allora, ritrovarsi. io ho capito, grazie a quello che ho passato, tra virgolette, e poi tra l'altro grazie a alcune mie amiche che mi chiedevano sempre consigli, e io ovviamente glieli davo, ho capito di voler aiutare le altre persone perché non vorrei mai che facessero quello che cioè che passassero quello che ho passato io. E Mhm. infatti penso che chi soffra veramente è una persona che poi non vuole che le altre persone soffrano. E certo, giustamente. Quindi è nato per quello l'idea di aiutare appunto le ragazze, ma non solo le ragazze, ma anche i ragazzi, perché ci sono tanti ragazzi anche con bassa autostima. Mhm. E quindi di aiutare specialmente loro, ma anche le ragazze a, diciamo, ridarsi un valore, di non essere, di non buttarsi via, specialmente se si lasciano la relazione, se quella la giudicano, perché a questo punto sai che ormai i social sono, Sì, cioè, dici le persone guardano magari la gente che si diverte, che fa cioè, altro, posso dirti tutto che bello e te sei a no, il casa. bello è che le persone vedono solo la copertina. Mm. Non vogliono più conoscere la persona che c'è all'interno, ok? E questo è sbagliato, Mhm. a parer mio. E quindi io voglio aiutare quelle ragazze che si sentono appunto, i ragazzi e ragazzi che si sentono con meno autostima, di aiutarli, ma anche semplicemente con il make-up, essendo che io ho fatto un corso di make-up. E infatti qualche volta faccio vedere sui miei video che trucco le ragazze, cioè che mi trucco per far vedere come si trucca o do consigli comunque in generale. Sì, magari facendo sti trucchi, magari una si trucca, si sente più bella e quindi gli si alza l'autostima, questo intendi, giusto? Sì, diciamo che non... sì, praticamente è quello. Ok. E possiamo spoilerare che ti piacerebbe aprire un tuo brand? Sì, esatto, Ah, o magari qualcuno ti può contattare mi che ne so. piacerebbe sì aprire un brand di trucchi appunto, perché essendo che infatti ho studiato make-up artist, cioè, Mhm. e mi piacerebbe tantissimo aprirmi, cioè farmi un brand di trucchi. Aspetta, che non so bene come funziona. Cioè, tu vorresti avere una fabbrica che proprio fa il prodotto oppure un tipo di trucco? Cioè, cosa vuol dire? Un branding in che senso? No, Tipo il che ne brand so, di prodotti. tipo che ne so, io vendo penne Bic, invece di mettere Bic metto Andrea Celeste Ma che sopra. Ah, non so. praticamente è Ah, così. ah, ok, boh, ok. Quindi, Sì, però, vabbè, non sarà quello il nome. vabbè, magari cioè, compri una cinesata di prodotti e dopo Eh, ci piazzi il brand e il nome sopra. eh. Che ne so. Ma Che ne so, magari gli amici che ascoltano non capiscono, io tipo non ho capito come funziona sta roba. no, cioè, brand sì, di trucchi che praticamente è un tuo prodotto, cioè, crei il tuo prodotto, ecco, scusa, Mm, non ma quindi magari ci butti una, che ne so, trucco, cosa può essere? Tipo un rossetto, magari lo crei del colore che vuoi tu, con dei materiali che vuoi tu, no? Sì, Ah, ok. Quindi crei un tuo sì, prodotto, però insomma. ovviamente ti servono agganci, ti servono un Vabbè, oh, budget, cioè è una cosa che comunque a me piacerebbe, però vabbè, se ne intanto, parla quando si è fattibile, però a oh, me piacerebbe, sì. magari qualcuno dopo sta intervista ci contatta, scrive, oh, chi è che lo sa? O comunque sapevatelo, ecco. Ok, quindi parlavamo appunto dei social che tu dici magari una che già ha dei problemi, che si sente sola, che si sente depressa, apre il telefono, apre Instagram, vede tutta sta gente che è via, No, che fa allora ti dico solo che adesso c'è una bellezza che è finta. Mm. E tante ragazze, perché sono stata la prima, io vedevo le modelle e volevo avere i fisici che avevano loro, tant'è che mi sono allenata senza mangiare e non mi Ah, reggevo in piedi, perché certo. ovviamente non seguivo una palestra, robe così, seguivo di testa mia, mi allenavo perché volevo arrivare a essere magra come loro, anche se ero già magra, però più Mm. magra, e,
E tant'è che non mangiavo, cioè mangiavo poco, mi allenavo tantissimo e cascavo in piedi. Cioè, nel certo. senso, c'è una finta bellezza, perché adesso se sai ci sono i filtri, ok, che ti coprono anche la faccia, tutte queste Mhm. cose qua. Però sarebbe bello vedere anche le imperfezioni qualche volta, perché tipo io, come ho fatto vedere su TikTok, come tante ragazze so che ne soffrono di dermatite. Mm. E so che tante ragazze infatti si vergognano per questa cosa, per essere giudicate se hanno questa cosa qua, ma secondo me per il mio non devono proprio avere nulla da vergognarsi, perché è una cosa che comunque cioè, è naturale, cioè nel senso non è Dermatite un sono le macchie film, non rosse è... che viene fuori, no? Cioè la psoriasi che roba là. Ah, quella che ti Sì, gratti, ma cos'è? sì, esatto, quelle che ti gratti che poi ti viene fuori, sì, macchie Ok. rosse. Ho avuto un periodo brutto anche lì, tra il quale avevo antistaminici e creme, Mhm. però, cioè, sarebbe bello vedere anche le imperfezioni, perché far vedere magari che la bellezza non è quella dei filtri di Instagram o qualcun altro, ma la vera bellezza, perché tutte le ragazze infine sono belle. Siamo tutti diversi e per Giusto? questo abbiamo qualcosa sempre di unico, perché siamo tutte quante diverse, però Certo. nessuna è bella o brutta. Poi magari anche le modelle magari hanno quella forma smagliante una volta all'anno, tipo un mese all'anno, si fanno un set fotografico e dopo le sparano tutto durante l'anno, no? Come chi Sì, 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 va in sì, ho vacanza una capito. settimana e butta fuori tutta l'estate, tutte le foto, no? Che sembra che Sì, siano sempre in ferie, in realtà sono andate una settimana e sembra siano sempre là, insomma. esatto. E Eh, anche perché poi diciamo che tra i social c'è l'invidia e questa cosa a me non piace. mm. Cioè, e tra ragazze io vorrei appunto, perché ho creato questo progetto, si chiama Valorizza te stessa. Se vuoi parlare di questo progetto che è Allora, interessante. questo progetto qua si chiama Valorizza te stessa perché appunto è un progetto dove io vorrei che invece che ci siano invidie, gelosie o quant'altro, tutte le ragazze, diciamo, si collaborassero insieme invece di, diciamo, avere invidie o essere cattive con le altre, cioè con le altre ragazze. Sì, sì, sì. Vorrei più, come si dice, comprensione da parte di tante ragazze, cioè nel senso di aiutare magari quelle in difficoltà, quindi di aiutarsi a vicenda, quindi collaborare appunto insieme. Ma cos'è un Che gruppo, sta roba qua? Cioè, cos'è? no, è un progetto, diciamo, che aiuta chi vuole, ok, Sì, delle ma e ragazze. dove trovano sta roba? Come, cioè, se uno volesse partecipare? Che ne so? È un gruppo Telegram? Allora, no, allora, no, Che ne so? Dark no, web? non c'è un gruppo Telegram, No, neanche Dark Web, no. no. Allora, io ho lanciato l'idea su TikTok, c'è anche un video Ah, dove ne ok, quindi è parlo. work in progress. Sì, ovviamente. Però poi sì, l'idea sarebbe appunto iniziare a fare un gruppo con tutte quante le ragazze anche per capire magari di aiutare Anche altre. se Come aiutano anche a ho vicenda. aiutato un ragazzo che mi ha Ho scritto, letto, sì, era molto ecco, interessante, sì. come ho aiutato un ragazzo che mi ha scritto che ha avuto una bassa autostima di se stesso. E... Così la gente si può sì. anche aiutare a vicenda, magari hanno anche, che ne so, gli succedono delle cose in comune, e magari uno è stato bullizzato per motivo X e l'altro gli fa, anch'io sono stato bullizzato per sta roba qua e magari ci si aiuta. Comunque incredibile, se vede, adesso che lo schermo è spento, non so se vedi, quindi boh, ci stiamo dentro, sì. Perfetto, sì. Boh, Tu guardi quello. ecco, boh, boh. Sì, sì, esatto, cioè ognuno appunto è un modo anche appunto perché se uno ha la storia uguale di Certo. essere ascoltato, Scusate, anche guarda, il perché, raffreddore. Cioè, aspetta. Cioè, ci sono i polline adesso, so rovina. Comunque, sì, vabbè, chiusa parentesi, vai. anche perché cioè, penso che una persona che ha avuto il tuo stesso problema o comunque sei stato bullizzato anche lui ti riesce a comprendere meglio Sì, a me e lo dico, appunto non sono aiutarsi. l'unico e già là male si tira su. Hai capito? Eh, Quindi è proprio la forza di rimanere uniti che purtroppo è un po' difficile sui social, però io vorrei ritornare appunto, dicono che è proprio un progetto vecchio che vorrei io ritornare ai tempi vecchi.
Che Ma c'è purtroppo magari già qualcuno a cui ti ispiri che ha già fatto una cosa del genere oppure era proprio una tua idea? io non lo so adesso se ci sia qualche influencer che ha fatto la stessa cosa, ma io cioè, non sono andata a vedere altri influencer perché ha questa cosa qua. È partita da me grazie alle esperienze che ho avuto io Certo. e ho capito che quello che avevo passato bisogna sempre vedere il lato positivo che negativo, ok? Mhm. E quindi ho visto il lato positivo che ho detto quello che ho passato mi sono tirata su, ma perché devo fregarmene delle altre persone che magari sono nelle mie stesse condizioni, magari stanno peggio e vai a pensare anche a altre persone giustamente, quindi dici le vuoi aiutare. E quindi è Certo. stato quello il mio pensiero appunto perché dico quello che ho passato io non vorrei mai che lo passasse altra gente ed è per quello che la collaborazione per me è giusta, No, dicevo male, c'è qualche è altro anche sano, influencer, diciamo. qualcun altro cui ti puoi anche appoggiare e dire guarda mio, ho sta community qua, ho sti problemi qua, magari, insomma, ti puoi unire o insomma... Vabbè, io di influencer ne seguo tante, perché Mhm. guardo i loro video, cioè a me piacciono anche i trucchi, vedere come truccano, tutte queste cose qua, o moda, Certo, quelle cose là a me piacciono un sacco. Però che ti dico io che abbia fatto un video un influencer su sto discorso, non lo so. ok. Non- E la differenza dicevi, tra content creator e influencer, che sono due cose diverse? Allora, l'influencer è una persona che diciamo è più conosciuta, ha più follower e diciamo infatti funziona così. Se tu hai più follower, tant'è Mhm. che c'è stato anche il Cosmoprof, non so se sai Sì, cos'è. quello di trucchi, no? Esatto, tu devi avere 20.000 follower per entrare Ah, come influencer, perché altrimenti tu non entri come influencer, devi pagare per entrare, ah. ok? E già qua ti spiega cosa più o meno può essere una content creator da un influencer, perché da content creator parti che tu sei nuova Ma su TikTok praticamente. 20.000 follower? O Sì, dove? sì, sì, Ma sì, te sì, quanti ne sì. hai? Non ne hai No, pochi. io ne ho... non lo so. Però ne avessi tipo 9.000, sbaglio, no? No, forse anche di meno. Sì. Vabbè, non li conto. No, vabbè, ma se Cioè, fosse non sono 9.000, qua a insomma, siamo a contarli. metà della strada. Io ti ripeto, non sono su TikTok per Sì, vedere sì, sì. quanti follower faccio se faccio un video, anche perché i miei video non sono mai organizzati, sono improvvisati. Tant'è che a volte mi imbalbetto anche, però vabbè, sono io fatta così. Sì, sì, sì. Purtroppo, vabbè, in Più senso. naturali. Esatto. E in più, tra l'altro, a me piace fare i video, quindi non è che guardo Mhm. i Quindi live. c'è un influencer e uno magari più visto, più famoso, tra virgolette, un content creator, uno che fa contenuti in sostanza. Esatto, fa contenuti e invece l'influencer, diciamo che sponsorizza, tra virgolette, i Beh, però contenuti. comunque uno che fa content creator può anche essere l'altro, magari può Certo, sponsorizzare comunque dei sì, può arrivare prodotti. a fare anche l'influencer, sì, però Te non sponsorizzi i prodotti, no? no. Me Zero? l'hanno chiesto, però i brand che me l'hanno chiesto mi hanno sempre chiesto soldi, quindi ho Ah, non è il sempre valutato. contrario di solito? Esatto. Ah, Solo che adesso su TikTok ti e che senso ha, chiedono, scusa, cioè? infatti ho provato a parlarne anche dicendogli guarda, ma io non sono interessata perché se mi chiedi soldi che devo sponsorizzare un tuo marchio non ha senso. E lei mi ha detto che funziona così perché la spedizione va pagata, poi ti mandiamo i prodotti gratis, però io ho detto no. Ah, quindi pagheresti solo la spedizione, però Sì, i la prodotti prima gratis. volta e poi c'hai i prodotti gratis, ma io sta cose poco ci credo perché tante ragazze hanno questo brand, cioè tanti brand hanno questo business, perché questo è un loro business, quindi Beh, però di spedizione cosa ti voglio chiamare anche 10 euro, tu magari ti fai 50 euro di no, sono prodotti 50 euro o di 45, sì. spedizione. No, vabbè, cosa te spedisse chi? Sei in limousine? Boh, vabbè, questa è un'altra storia. Esatto. Ma tu sai se c'è qualche modo magari per avviare un business su TikTok, come funzionerebbe se Beh, volessi adesso scalare? c'è il negozio proprio hanno messo il TikTok Shop, una roba del Mm, genere, dove tu puoi vendere i tuoi prodotti, mm, sai, i prodotti li sì. vendi e puoi anche acquistarli appunto. Ah, Però io questa cosa non l'ho fatto, perché non ho prodotti tipo una ancora specie di nuovi. Amazon, quindi sì. Esatto, tu puoi vendere il prodotto e puoi comprarlo.
Ho capito. Ok, va bene. Hai qualcos'altro da raccontarci o vuoi che passiamo al quiz? No, dai, passiamo al quiz, sono Sicura? curiosa. Sì, Siamo, sei pronta? sì, Allora, è un prontissimo. quiz di 10 domande. Vediamo quante ne azzecchi. Allora, Partiamo bene. dimmi la parola che non c'entra nulla tra cane, gatto, fragola e aquila. Eh, Ma così a caso? No, come così? Ah, devo scegliere Eh, tra... La parola che non c'entra nulla è una Ah, parola ok, diversa. ok. Cane, gatto, fragola, aquila. Cane, gatto, fragola e aquila. Fragola! Vabbè, Io so che pensarci. sono in ordine di difficoltà. No, è che... Questa è Aspetta la che più devo... difficile, no, vabbè. Di che colore è il cavallo bianco di Napoleone? Oh, c'è chi mi ha detto grigio. Oh, allora, Vabbè. in una gara di macchine, Mm, se io supero il secondo, in che posizione sono? primo. Se io supero il secondo vado primo. Ah no, secondo! Eh, non è così semplice, così No, ci scontato. sono le domande trovo che... Adesso andiamo un po' su più difficile. Eh, Allora, il dottore ti prescrive 3 pastiglie, ok. una da prendere ogni mezz'ora. In quanto tempo li ingoi tutte e tre? Eh, Aspetta di farmi la domanda. il dottore ti prescrive da prendere 3 pastiglie, Ok. una ogni mezz'ora. In quanto tempo le ingoi tutte e tre? Ma ne ingoi Vabbè, le una? mangi. Sì, una ogni mezz'ora. In Quindi quanto tempo? uno. Quanto tempo passa? Mezz'ora. Un'ora? No, un'ora e mezza. Io non so, te l'ho chiesto a te. Aspetta, sto facendo i calcoli. Vai, conta. Quaranta 40 ore? minuti. In 40 minuti? Una ogni mezz'ora? Lo so, può anche essere. Mamma mia, mi sento scema. Aspetta. Scusa, se una No, ogni aspetta. mezz'ora vuol dire che ne Un- mangio una, passa 40 minuti. Un'ora e un quarto. Perché un'ora e un quarto? Devi tirare fuori il quarto d'ora. Vabbè, dai, passiamo alla prossima. Qual era la risposta? Esce alla fine. Ah, ok. Dopo te lo dico. Va bene. A posto. Ok, questa qua è un po' più difficile, però c'è uno. Vabbè, voi da casa avete sicuramente già visto sta puntata, sapete chi è che l'ha indovinata, che non è così scontata. Mm. Allora, un treno elettrico viaggia da nord verso sud. Il vento tira verso ovest. Dove va il fumo? Viaggio da nord verso sud. A est. Ok, passiamo alla prossima. A ovest. No. Non puoi Aspetta. farle tutte giuste. Aspetta. Allora, giusto. Per est o ovest? Ovest. Boh. Dopo ti dico le soluzioni. Allora, un treno, no scusa, non un treno, scusa, un aereo precipita tra il confine tra Francia e Italia, dove seppelliscono i sopravvissuti. Precipita tra Francia e Italia. Sì, dove seppelliscono i sopravvissuti. Francia? Italia? Perché in Italia? Hai detto Francia e Italia. Mm, Eh. preferisci che li Ma seppelliscono? vaffanbrodo, la Francia è in Italia. Trento. Venezia, Roma, Udine, Trento, Trentino. Ma vai a fare in culo, va. Sì. Boh, in Italia. E io ho Ok. detto in Italia. Io te l'ho chiesto. Vabbè, Aspetta, mi sono persa. sta durando più sto quiz che In l'intervista. Italia. Vabbè, in Italia, ok, va bene. Quanti mesi Beh. hanno 28 giorni? All'anno? Su un anno, quanti mesi hanno 28 Sì, giorni? sì, sì, ho capito, ma aspetta un attimo che devo rivedere Se stai ancora 28. pensando ai sopravvissuti. Sarà febbraio? Quindi un mese su 12 a 28 giorni? No.
Oh Marimma. Vabbè dai, abbiamo capito che sono ignorante. Passa alla prossima. Ma siamo qua su quelle più difficili, eh. Ok, questa la saltiamo. Questa qua secondo me ce la fai. Forse no. Allora, la mamma di Marco ha 4 figli. Uno si chiama Luca, Ok. uno si chiama Giorgia e uno si chiama Giacomo. Come si chiama il quarto figlio? Allora, Luca, Giorgia, Giacomo, Chi Gioele. zio? Passiamo alla prossima. No, aspetta, ricomincia. Aspetta, te la- Ricomincia te a fare la ridico. domanda. La mamma di Marco Ok, la ha mamma di 4 Marco. figli. Ok. Uno si chiama Luca, uno si chiama Sara. Marco! Voilà, te l'ho detto prima. Chi è Gioele? Boh, Allora. completa la sequenza. Questa per me è la più facile, nessuno l'ha indovinata fino adesso, però vabbè, te la faccio. Completa la sequenza. 2, 4, 8, 16, 32. Cos'è la tabellina? Sì, ho le potenze. Oh, ciao, io in matematica, già tanto che avevo 6. Aspetta. 2, 4, 8, 16, 32. 16, 32. Aspetta, 2? No, non lo so. 28. Ma che ne so io? Non lo so. Passiamo alla prossima. Ma guarda che domande mi Che fa posta fare. qua, vabbè, l'ho messa per ultima, potevo metterla per Sì, seconda. beh. Dimmi la parola che non c'entra nulla tra salmone, tonno, lucertola e trota. Certo. E ci vediamo alla prossima puntata. Iscrivetevi al canale e se vuoi sponsorizzare metto sui sottotitoli là, del mio sulla descrizione TikTok. i sottotitoli e il tuo canale TikTok che ti trovano solo su TikTok per ora. No, anche su Instagram Andrea_Celeste_Semenzato. Massa trattini. Dopo metterò in Trattini. sovraimpressione col link. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao. Ci siamo. Dai. Adesso dico le soluzioni. Ma dai lo sbaglio.